Perché sapete cosa vi aspetta adesso, eh? Siamo pronti per l'uscita in costume. È giunto il momento di richiamare le nostre Miss, che vedremo con il costume ufficiale di Miss Città Murata offerto da Paradise Beach Wear. Signore e signori, siamo pronti con la sigla, DJ? Ce l'abbiamo? E allora sigla! Voglio sentire un applauso che faccia estate. Un applauso che faccia estate. Era estate fin 2 giorni fa, tipo. 2 minuti fa. 2 minuti fa. Allora io direi alla concorrente numero 1 di prepararsi, perché andiamo a scoprire che cosa vogliono fare da cosa con grandi. in pentola. Valeria Franceschi, finalista numero 1, forza, qui accanto a me. C'è. Rivediamola la nostra Valeria. Valeria, che farà da grande, che sogno ha nel cassetto? Tutti, il mio sogno nel cassetto è diventare un'attrice e viaggiare tantissimo. Augurio che facciamo con i vostri Eccola applausi. Valeria. Numero 2, Pamela Pezzato. E il mio sogno nel cassetto è entrare nella polizia scientifica. Eccola. Dobbiamo stare attenti, Numero 3. Gloria Princivalle, vieni qui con me. Cosa c'è nel tuo cassetto invece? Allora, io amo viaggiare, quindi vorrei avere l'opportunità e la capacità di farlo un domani. Prego, intanto viaggiamo in passerella. Numero 4. Sogno nel cassetto. Fare il mio paese, Il tuo paese che è? Burkina Faso. Eccola, numero 4. Numero 5. Stella Dalmaso, sono qui che ti aspetto, vieni qua. Raccontaci un po' che cosa nasconde questo sorriso. Io vorrei entrare in una compagnia teatrale. Bene, e guadagnare tante passerelle. Prego. Ilaria, qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è diventare una fotomodella. Una fotomodella, eccola Ilaria. Le ragazze prima diranno il loro sogno nel cassetto e poi verranno valutate dalla giuria. Finalista numero 7, Veronica Pepe, raccontami un po' di te. Il mio sogno è quello di pubblicare un libro scritto da me. Eccola. Numero 8. Il mio sogno nel cassetto è diventare una criminologa. Capito? Sono delle ragazze decise. 9. Finalista numero 9 è Nicole Valentini. Che ci racconta la nostra Nicole? Il mio sogno nel cassetto è lavorare in azioni di viaggi.
moda e diventare un insegnante di lingue. La lista numero 11, lei è Valentina Becchi. Il mio sogno nel cassetto è quello di realizzarmi nel campo della moda. E noi te lo auguriamo naturalmente, prego. Prossima Miss in gara, andiamo a scoprire cosa vuole fare da grande. Numero 12, Aurora. Sera a me piacerebbe un giorno lavorare nel mondo della TV. Eccola, sfilata anche per lei. Prepari la prossima concorrente, la numero 13. Lei è Alice Infatti. Eccola qua la nostra Alice che ci racconta. Il mio sogno è diventare un pilota di aerei. Perché no? 11. Perché no? Cosa vorresti fare da grande, Sofia? Fare l'avvocato. Ecco la passerella. Numero 15, Vivian Gallato. Vorrei laurearmi e trovare lavoro all'estero. Viaggiare. Laurearsi. E fare l'interprete. L'interprete. Finalista numero 17, Valeria Zanier. Eccola. Valeria che Cosa ci dice? vorrebbe fare da grande la nostra Valeria? Vorrei diventare giornalista. Silvia, cosa vorresti fare da grande? Mi piace molto fare il medico. Il medico, sfilata per la nostra Silvia. Lista numero 19, lei è Anna Cavalli. Eccola, ben ritrovata, sentiamo che ci racconta. Io mi sono appena diplomata, quindi il mio gran sogno sarebbe trovare un lavoro. E noi naturalmente te lo auguriamo. Intanto divertiamoci, passerella, prego. Numero 20. Numero 20. Ah, eccola. Buonasera a tutti, il mio sogno è quello di tornare in Australia. Ritornare in Australia. Facciamo una sfilata per il pubblico. La lista numero 21, lei già fa l'estetista, però magari scopriamo se c'è qualche sogno nel cassetto per la nostra. Buonasera a tutti, mi chiamo Serena e il mio sogno nel cassetto è aprirmi un centro estetico. Visto che sei estetista. Prego la passerella. Questa è l'ultima votazione per i nostri giurati, giusto? Ultima votazione valida ai fine del concorso. Poi scopriremo Però dovete soffrire lì fino alla fine. numero non potete alzarvi. 22. Non potete alzarvi. Cosa vorrebbe fare da grande la numero 22 Anastasia? Lavorare nel mondo della moda. Lavorare nel mondo della moda. Numero 23. Chissà che cosa ci racconta la nostra Giulia Fortin. Sentiamola. Vorrei
diventare una psicologa. Una psicologa. Ci mancava questa Ci sera. mancava stasera. Prego la passerella. Mi piacerebbe diventare un'indossatrice. Un'indossatrice. Siamo già sulla buona strada. Voglio scoprire la prossima finalista, la numero 25, che cosa ci racconta Nicole Cogo. Eccola qui. Il tuo sogno nel cassetto, Nicole. Vorrei innanzitutto laurearmi e poi lavorare nel mondo della moda. Augurio che facciamo naturalmente alla nostra Nicole. Passerella anche per te. Cosa vorresti fare da grande, Claudio? Seguire la moda. Seguire la moda. Numero 26. Elena. Buonasera a tutti. Dato che pratico equitazione da 10 anni e non ne ho mai avuto uno tutto mio, il mio sogno nel cassetto da quando sono bambina è quello di avere un cavallo. Passerella per lei, originale la nostra Elena. Chiamiamo anche la numero 27, Tania. Qual è il tuo sogno nel cassetto, Tania? Sarebbe di trovare un lavoro che mi permette di viaggiare e visitare tutti i paesi del mondo. Ecco, anche lei viaggiare. Passerella per la nostra Tania, prima la passerella e poi il passaggio giuria. Tutti i paesi. Tutti i paesi del tutti. Numero 28. Vediamo che cosa ci racconta la nostra finalista numero 28. Buonasera a tutti, il mio sogno nel cassetto è intanto aprire uno studio commercialista che poi mi permetta di aprire un orfanotrofio. Bello, lo vedo, complimenti. Stiamo proprio andando. Prego, passerella per lei. E chissà cosa ci dirà la prossima a sto punto. Lo scopro io. Agata Scarpa, finalista numero 29. Eccola qua. Sentiamo che ci racconta Agata. Studio all'Università di Padova, disciplina E arti. musica e spettacolo, e il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un'attrice. E noi te lo auguriamo naturalmente. Intanto ci alleniamo in passerella. Prego, Agata. E la numero 30, Jessica Valerio. Qual è il tuo sogno nel cassetto, Jessica? Il sogno nel cassetto è viaggiare. Viaggiare, noi te lo auguriamo, passerella anche per te. Intanto facciamo un piccolo viaggio qui. Passerella. Allora, i giochi sono fatti. Vediamo la nostra Jessica ritornare. Invito la valletta Giovanna vestita le numero a salire qui e a raccogliere i voti dei giurati perché verranno scrutinati e a breve scopriremo la prossima Miss che diventerà appunto la Miss rappresentativa della città murata. Freddo la nostra valletta. Ha freddo la valletta questa sera. Allora, vi chiedo una cosa perché so che gli applausi sono sempre gli stessi, però con il costume alle 11 di sera, con questa temperatura, dovete fare un applauso a queste ragazze. Però sono stati bravissimi, sono stati bravissimi. Allora, lo dico, hai novità per me? Siamo pronti per le premiazioni e se le nostre miss sono tutte pronte io direi di richiamarla. Se anche il nostro DJ Paolo è pronto con la sigla, io direi appunto di inserire la sigla. Ringrazio tutti i fotografi, ringrazio la stampa Joy Magazine per essere presente questa sera. Signore e signori, sigla!
riceveranno tutte appunto il premio, faranno la passerella al termine della quale riceveranno tutti gli omaggi offerti dagli sponsor. Tutte le Miss Fasciate ricevono un book fotografico offerto dallo studio Fotogallery di Bonaldo Alessandro, il trattamento Degradé Joel dal valore di 100 euro messo in palio da Sand Parrucchieri e il bouquet offerto da Ballangan The Center di Castelfranco. Io vedo che il Beauty Store ha già premiato tutte le nostre Miss, essendo comunque vincitrici e finaliste di Miss Città Murata. Chiamiamo la Valletta Giovanna in abito le numero. Sì, grazie, tra l'altro. La fascia Miss Bags for Dream. L'applauso per le numero perché è uno dei nostri Vediamo se abbiamo spot. un maglio di Bags for Dream, altrimenti faremo premiare a Filippo. Eccola che arriva. Eccolo qui, Maglio deve fare il giro. Nel frattempo questa fascia è stata assegnata tramite il contest online dal pubblico di Facebook. Sono state messe infatti online sulla nostra pagina Miss Città Murata per una settimana le foto delle nostre Miss del pubblico. Tramite i like ha votato la sua Miss preferita. Ringraziamo anche il Sonia Vivato dello staff in abito Peugeot che gli hanno Al centro della insegnato. passerella con la fascia vince con 260 like la fascia la concorrente che si chiama Gianina Zarre. Si stanno raccontando un po' di cose, noto. Io ricordo che essendo una fascia fuori concorso, qualora la nostra Miss vincesse un'altra fascia in palio, questa fascia sarà assegnata alla seconda classificata che ha raggiunto il numero di like successivo e in quanto appunto non è valida la doppia fascia. Iniziamo con le premiazioni vere e proprie. Fascia di Miss Nova Modet. Arrivano. Premia Filippo Zavarese. Questa volta sì che lo facciamo premiare. Ah, hai capito? Ce l'abbiamo fatta Ce coinvolta. l'abbiamo fatta. Vince la concorrente numero 11, Valentina Pecchi. Ma lui si è abituato ormai tutti questi anni di fasce, Facciamo parlare la fascia Miss Sand Parrucchieri. Di già? Allora chiamiamo Sabrina e Andrea, Sabrina Bernardi e Andrea Simeoni per San Parrucchieri, per dietro le quinte se ci raggiungono in gran velocità con la fascia, forza. Facciamo anche arrivare i fiori perché ci sono tutte le magliette dietro, si stanno tenendo i fiori perché appunto tutte le Miss fasciate hanno i fiori. Allora la Valletta Giovanna con i fiori, una valletta con la fascia E soprattutto e la fascia di senta. Miss Sand Parrucchieri, eccola. Sand Parrucchieri, Sand Parrucchieri. Poi qua forza, venite, venite, La fascia venite. di Miss Sand Parrucchieri. L'hanno in mano, forza, al centro della passerella. Mancano i fiori andavano bene. Eccoli. È un po' l'orario, un po' la temperatura. In centro ragazzi, state pure in centro. A chi va la fascia? È la concorrente numero 23, Giulia Fortin. Giulia Fortin. Sulla fascia. Via coi fiori. Foto di rito, foto con la Miss. Passerella, chiamo la prossima fascia, Miss Le Numero. Premia Evelina Frattin.
ricordo che i fiori sono offerti da Ballan Garden Center. Miss, Prego. le numero è la concorrente numero 19, Anna Cavalli. Dato diritto per il pubblico. Prepariamo la prossima fascia, Miss Hotel Fior. Posso coinvolgerlo di nuovo? Sempre Filippo. Hotel Fior. Abbiamo anche i balletti stasera. Per la fascia vorrei dire che ci sarà anche una cena per 2 persone all'Hotel Fior. Eh sì, c'è una cena per 2 persone al ristorante Fior, la Miss numero 28, Cristina Baccarciuc. Miss Allianz sarà la prossima fascia. Miss Allianz, facciamo arrivare la fascia di Miss Allianz. Manuela Monetta per Allianz. Allora, le miss fasciate le facciamo venire qua tutte, a parte la miss che rimane ancora in gara. No, a parte tu che rimani ancora in gara, tutte le altre miss fasciate qua dietro, grazie. E così le distinguiamo dalle altre. Ecco. Ci portiamo al centro del palco per la Al prossima centro fascia del allora. palco per scoprire che Miss Allianz è la concorrente numero 16, Giorgia Giacomin. Prossima fascia è Miss Beauty Store Barbara Rossi. Barbara Rossi è seduta. Abbiamo una collaboratrice che ha anche il premio per la fasciata. Venuta. Dico, non ho partecipato alle selezioni. Vince la fascia di Miss Beauty Store e appunto il premio offerto da Beauty Store, la concorrente numero 17, Valeria Zanier.
tre classificate viene offerto un gioiello delle gioiellerie Zigante. E le miss vincono anche un book offerto da Amerigo Vianello. Qui abbiamo per Ceccato Motors Davide, prendi pure il centro della passerella. Stai meglio accanto a una bella donna o dentro una bella macchina? Accanto a una bella macchina, ha detto, naturalmente. Stavo scherzando, ho detto tutte e due. Questa miss portiamoci al centro, Davide. Riceve un servizio fotografico offerto anche dal fotografo Davide Dalla Vecchia, quello appunto offerto da Amerigo, un gioiello offerto dalla gioielleria Zigante, e sarà la prima delle miss a poter sfilare durante il Cortina Fashion Weekend, e anche appunto vincerà un weekend per 2 persone all'hotel Ambra Cortina, la concorrente numero 30, Jessica Valerio. Io devo farti sempre. Allora, seconda classificata, fascia di Miss Smart Moda, chiamiamo Katy Schiocchet per Smart Moda appunto. E alla seconda classificata che cosa va oltre alla fascia? Riceve un trattamento appunto per i capelli Sand Parrucchieri, il bouquet di fiori, un gioiello offerto da Zigante, il book offerto da Amerigo Vanello, e naturalmente la possibilità di sfilare a Cortina durante la Cortina Fashion Weekend. Un weekend per 2 persone verso l'hotel Ambra Cortina. Sarà protagonista dello shooting fotografico Fall Winter Smart Moda e vince anche un buono spesa del valore di 150 euro Smart Moda. Il ricordo che lo shooting sarà realizzato con il fotografo Paolo Stramari. È la concorrente che vince appunto la fascia Miss Smart Moda, è la numero 22 Anastasia Samchuk. Qui anche lei sfilerà a Cortina, mettiamo la fascia. A questo punto disturbo il sindaco, devo dire disturbo, è dall'inizio della serata che sta soffrendo con tutti noi per questo bellissimo clima. Se ci raggiunge lo salutiamo con un applauso. Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto. Sindaco, buonasera, benvenuto, ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti voi. Posso dire da Filippo e Eleonora nel segno della continuità, e quindi sempre una cosa positiva Miss Città Murata a Castelfranco Veneto. Ringrazio tutti coloro che l'hanno resa possibile anche quest'anno, e non dico altro per non far soffrire queste belle e brave ragazze, perché credo che stiano soffrendo. Brave tutte ragazze! Sindaco, resti con noi perché lei è abituato con la fascia, però stasera deve dare una fascia importante, che è appunto quella di Miss Città Murata. Prima della questione della fascia volevo solo dire 2 parole, volevo ringraziare di cuore Filippo Zavarise, che è il patron appunto di Miss Città Murata, che ci ha dato una grande mano nell'organizzazione. Quest'anno ho deciso di prendere in mano il concorso di Miss Città Murata perché appunto mi dispiaceva che un concorso così storico che ha ben 17 anni di vita andasse a morire, soprattutto perché anch'io ci ho partecipato ormai qualche edizione fa e ho vissuto delle bellissime esperienze e ho vissuto un sogno, e pensavo che questo sogno che ho vissuto io non potesse non essere vissuto da altre ragazze, quindi ho deciso appunto di continuare a organizzare questo concorso, che è diventato il concorso di bellezza ormai numero 1 in Veneto. Ringrazio ancora l'assessore Marica Galante, di cui aiuto è stato fondamentale, tutto il suo staff, i suoi collaboratori, e spero che anche l'anno prossimo Miss Città Murata torni a Castelfranco Veneto. E siamo.
qualcuno ha detto, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Non voglio dire chi è qui alla mia destra. Vorrei chiamare Arianna Rubin e Alice Bellan che devono portare cose importanti. Forza, facciamole entrare. Eccole qui, avranno la fascia, la corona, lo scettro, i fiori. Siamo pronti. La prima classificata vince il costume Paradise Beachwear, il gioiello offerto dalla gioielleria Zigante. Sarà protagonista del party Tacco 12 e Colbacco e della sfilata che si svolgerà a Cortina durante il Cortina Fashion Weekend nel Ponte dell'Immacolata. Un weekend per 2 persone presso l'Hotel Ambra a Cortina e vincerà 1.000 euro in contratti di lavoro. Quasi quasi l'anno prossimo partecipo anch'io. Abbiamo la musichetta da battito cardiaco. Ecco, sappiate che dura 27 minuti questa musica. Miss Città Murata 2017 è Nicole Cogo. Hai visto che sorride? E iniziamo con i ringraziamenti. Vai, Iniziamo con RP Smart Moda, Ceccato Motors, Le Numero, Bijou, Giottica, Trevisano L'Art, Hotel Fior, Nova Model, Beauty Store, Allianz e Gioielleria Zigante. il salone Sun di Sabrina D'Andrea che hanno curato la mia conciatura e quella delle Miss, Joy Magazine, Media Partner, i fotografi della serata, Alessandro Bonaldo, Paolo Stramare, Dino Giuliani, Mirko Metto, Daniela Radavecchia, Armando Tognolo, Nicola Bovo delle Miss Venete, Mario Bonesi di Gigi Ferro Brock e scusate se ne ho dimenticato qualcuno ma siete tantissimi. Elena Murarotto, Nico, Giulia Di Donei, ballerini Cinderella, Scudo Fondale e naturalmente i nostri giurati che ringraziamo soprattutto per aver supportato questa nostra serata. Il DJ Paolo Sartori, Alberto Lavidini al video, Sofia Pivato, Ludwig Zanone, Francesco Osto che hanno curato il backstage della serata, Domenico Poggiani e Sara Murarotto che hanno collaborato alla realizzazione della serata. E naturalmente noi ringraziamo Calzamelise perché senza di lui questo concorso non avrebbe preso vita. Grazie a Filippo, grazie a tutti gli amici che abbiamo già menzionato prima naturalmente.